Ok, il video del raduno l'ho fatto, cioè il video che spiego che ci sarà il raduno e tutto quanto, no? Perdona i capelli capariziani. Allora, adesso per la prima volta, diciamo, sto utilizzando il computer sotto inverter. Non posso dirti come caricano i pannelli, c'è una bellissima giornata, ma cosa succede? Le batterie, che sono per carità batterie effettivamente di ottima qualità, sono strapiene e i pannelli mi stanno caricando metà impianto a 1.4 ampere e l'altro metà impianto tipo fa vedere 0,1 ampere. Questo perché appunto le batterie sono strapiene, difatti me le segna al 100%, e l'inverter, cosa di cui sono molto molto contento e soddisfatto, non consuma nulla. Per carità, era stato scelto apposta per questa cosa, questo tipo di inverter. Gli avevo spiegato, no, Robert, io ho bisogno di tante ore col computer, quindi non ho consumi chissà che esagerati, nel senso come carico di potenza, no? Non ho frighi, webasti, eccetera eccetera eccetera, e quindi si è scelto questo. Ci sono rimasto un pochino male, no, di una cosa, perché lui mi aveva detto col po' di impianto che hai ti puoi tenere tranquillamente anche il climatizzatore, e io all'inizio avevo detto no vabbè, cosa mi interessa, ho il generatore per il climatizzatore, no, il generatore o le colonnine. Lui mi fa no ma vai alla grande, poi quando i pannelli non ce la fanno più inizi a pescare dalle batterie, cioè senza sole vai avanti 4-5 ore. Ok, allora tutti felici abbiamo messo il clima sotto inverter, che va anche sotto inverter, però purtroppo diciamo quelli della Dometic non sono stati per nulla chiari con i consumi. Fatto sta che consuma molto di più di quello che si pensava, ma non è tanto quello, che comunque l'inverter in qualche modo lo potrebbe reggere, ma è come si dice, gli spunti che ha quando magari riprende eccetera, e per quello ci vorrebbe almeno abbiamo sentito poi anche il venditore, no, per chiarire un attimo, per capire sta roba, e ci diceva anche sto venditore qua che ci ha venduto il Dometic che no, ci vuole un inverter almeno da 2500 watt. Io per il tipo di uso e per le mie esigenze avevo scelto apposta il 1000 watt, questo perché il 1000 watt è infinitamente più che sufficiente per me, ma questo tipo di inverter, oltre a avere, è un inverter ibrido, oltre ad avere tante caratteristiche che magari un giorno mi torneranno in mente e te le spiegherò, è di eccellente qualità e può stare acceso H24 tutti i giorni e consuma molto poco. Effettivamente sto vedendo da quanto stanno caricando i pannelli adesso con le batterie strapiene che non consuma una cippa, quindi obiettivo raggiunto. Mi dispiace solo del discorso del clima, perché mi ero anch'io illuso, no, che si poteva, cioè non era tra le mie richieste avere il clima sotto inverter, assolutamente. Però dopo che mi hanno detto col mega impianto che hai effettivamente d'estate non è che sto là a usare il computer tutto il tempo eccetera eccetera, cioè sono fuori dal camper, è un peccato non sfruttare sta roba, è un peccato sì, però va bene, dai, insomma in casi di emergenza l'abbiamo già provato col generatore, funziona alla perfezione. L'inverter è questo, è Dometic FJ 1700, ossia Fresh Jet 1700, e poi ovviamente se sono in colonnina lo posso usare anche lì. Sì, avrà così sfrutterò, insomma il generatore avrà il suo bel da fare per il clima e per il futuro fornello. Io ne ho già visto uno della Samsung, adesso è il caso che mi muovo anche, magari domani vado a ricaricarmi la carta di credito, che mi prendo anche il microonde grill, ma ti spiegherò, ti racconterò tutto quanto.